Ben ritrovati a una nuova puntata di escursionismo sulle Prealpi. Questa volta siamo nella vallata di Revine, conosciuta per i suoi due magnifici laghi, il lago di Lago e il lago di Santa Maria. L'itinerario si sviluppa su una lunghezza abbastanza considerevole, 12 km, ma non presenta particolari difficoltà altimetriche. L'inizio si identifica presso l'area culturale del Parco del Livelet. Dopodiché entreremo nel paese di Lago, dove potremo camminare attraverso i magnifici cortili dove si affacciano queste famose case rurali della vallata, costruite completamente in pietra di Biancone. Quindi andremo nel paese di Sottocroda e il successivo paese di Soller, dove c'è una chiesetta la cui storia merita di essere raccontata. L'itinerario quindi continua verso sud e chiuderà l'anello nuovamente al Parco del Livelet. Ma venite con me e andiamo insieme a scoprire questo nuovo itinerario per cortivi e morene della vallata. L'escursione ha inizio presso il Parco del Livelet, interessante centro archeologico e ricreativo che offre al visitatore aree didattiche e un villaggio preistorico perfettamente ricostruito. Ci dirigiamo verso l'abitato di Lago ed entriamo tra i cortili delle vecchie case, ammirando la bella architettura costruttiva che caratterizza i borghi della vallata. Dalla chiesa di San Giorgio, nota per la magnifica pala raffigurante la Madonna col Bambino di Francesco da Milano, ci immettiamo sull'antica via maestra o strada Vecia che un tempo collegava i paesi della vallata. Siamo ora alle porte del piccolo borgo di Soracol, all'altezza del Piazzale. Fino a metà del secolo scorso punto di congiunzione di ben 14 teleferiche provenienti dalla montagna. Percorriamo una traccia di sentiero che segue il filo di cresta della prima morena, il Col Lonc. Questa collina rappresenta un evidente segno lasciato dall'antico ghiacciaio della Val Appisina che occupava la vallata tramite un ramo secondario. Eccoci a Sottocroda, nella piccola piazzetta che la gente del luogo chiama la Crosera, e anche qui gironzoliamo tra i cortili ammirando le vecchie case in pietra. Imbocchiamo uno stretto passaggio che ci porta verso il greto del torrente Piaveson, un corso d'acqua di tipo carsico a regime intermittente. Prorompe cioè soltanto nei periodi di forti piogge. È la volta del borgo successivo, Soller, la cui chiesetta domina l'abitato in una magnifica posizione panoramica. Esiste una curiosa leggenda in merito alla chiesetta di Santa Giustina a Soller. Si narra infatti che questo edificio dovesse essere costruito inizialmente su un'altra posizione, il Col Lonc di Sottocroda. Qui di giorno i paesani portavano le pietre necessarie, mentre di notte la santa le trasferiva a Soller, cosicché la gente capì che per volontà divina doveva sorgere nel punto in cui oggi la vediamo. Ad essa si riferisce anche un'altra leggenda, quella della Croda del Turco, che narra di un feroce condottiero ottomano
giunto a cavallo con l'intenzione di abbattere questo edificio sacro. Ciò pare riferirsi effettivamente alle incursioni turche avvenute a più riprese alla fine del 400 anche in queste zone. Tramite uno splendido arco in pietra entriamo nella corte, dove si affacciano vecchie case con caratteristiche terrazze in legno. Scendiamo verso la pianura, tra immensi campi coltivati posti ai lati della Cal de Metz. Stiamo camminando sul letto dell'antico ghiacciaio che occupava la vallata. Attraversiamo il canale Taiada, emissario dei laghi, e risaliamo la seconda morena glaciale, quella di Gai, che rappresenta il fronte anteriore dell'antico ghiacciaio. In cima al colle domina maestosa la chiesetta di San Michele. I due laghi, da questo punto di osservazione, appaiono ormai lontani. Comunemente conosciuti come laghi di Revine, i laghi di Santa Maria e di Lago si estendono lungo la parte orientale della vallata e ne caratterizzano il paesaggio per la loro bellezza. Rappresentano ciò che resta di un lago ben più vasto, che si estendeva tra le località di Gai e Revine, il lago Lapisino, formatosi circa 15.000 anni fa a seguito del ritiro del ghiacciaio presente nella vallata nell'ultimo periodo vurmiano. In virtù della loro posizione favorevole, sono documentate frequentazioni di popoli già in epoca preistorica, come testimoniato dai resti di palafitte e reperti dell'età del bronzo rinvenuti durante alcuni scavi archeologici. A tale proposito, il Parco archeologico del Vivelet prevede una ricostruzione di un villaggio palafitticolo a disposizione di scolaresche e turisti. I due laghi rappresentano da sempre un'importante risorsa economica della zona, in particolare per la pesca, che veniva attuata fino a pochi anni fa come una vera professione. I laghi, infatti, erano ricchissimi di tinche, carpe e lucci, pescati utilizzando attrezzi dal nome spesso curioso, come la frossena, il fassin e la saina. Più avanti raggiungiamo una grande abitazione a corte, con un bel arco d'ingresso. Si dice che qui anticamente vi fosse un fortilizio, in linea ottica con il San Boldo e la torre di Tovena, tanto che ancora oggi questa casa colonica viene chiamata Al Castel. Dal borgo Teson, che in passato fu un importante centro agricolo della nobile famiglia Brandolini, seguiamo la via dell'acqua che ci porterà all'abitato di Fratta, famoso per i murales. Proseguiamo per campi e vigneti, camminando lungo quello che era l'antico collegamento tra Fratta e Lago, e concludiamo la nostra escursione nuovamente al Parco del Livelet.